Che voi siete finiti sotto la lente della Procura federale sul tema delle plusvalenze, ad esempio. Cioè, vi siete prestati anche voi a questo sistema? La Procura federale ha contestato al Chievo il fatto che noi facevamo delle plusvalenze, secondo loro fittizie, per ottenere l'iscrizione. Gli abbiamo dimostrato che avevano sbagliato i conti, perché li avevano sbagliati, e addirittura noi eravamo iscrivibili a prescindere dalle plusvalenze. Perché vanno buttato fuori a un certo punto? Lei se l'è chiesto? Ripeto, per me al tavolo ormai non servivamo più, e quindi è giusto che nella loro ottica è giusto che il Chievo non... Cioè la legge per alcuni si interpreta e per altri si applica. Allora, questa è una frase tanto cara a un mio ex amico che continua a ripetere: per gli amici si interpreta e per i nemici si applica. Devo dire che con me interpretare non si è mai interpretato. Suo vecchio amico chi è? Lotito? Non si fanno nomi. Lei adesso che farà col Chievo? Non so cosa farò di me dopo l'intervista, sinceramente. Credo che sia l'ultima intervista che rilascio. Lei lo vive da più di 20 anni. Qual è il male del calcio italiano? Si fa calcio non per il calcio. Affari? Altre cose, poi affari, interessi, protagonismo. Io almeno ho cercato di fare il calcio sempre solo per il calcio. Essere la Cenerentola della Serie A ha avuto un prezzo abbastanza alto. Ma sai, Cenerentola a un certo punto il principe trova, viene con la scarpetta e ti porta a palazzo. Qui non è arrivato nessun principe. Qua non è arrivato nessuno. Diciamo che sembriamo più la strega cattiva, ecco, insomma, di Biancaneve, ecco.